Campania, quasi 3.000 i contagi, il numero più alto tra le regioni del sud. Da Napoli, la nostra inviata Romana Fabrizi. Sì, buongiorno da Napoli, sono 2.960 i casi in Campania dall'ultimo bollettino, quello di ieri sera, ricordiamo un nuovo bollettino ci sarà questa sera, sono meno i posti occupati in terapia intensiva, anche qui si aspetta il picco ma con cauto ottimismo si pensa che dalla fine della prossima settimana si potrebbe avere un miglioramento nell'andamento dei contagi. Qui siamo di fronte all'ospedale del Mare dove comunque tra lunedì e martedì verranno messi questi 3 moduli prefabbricati per ulteriori posti in terapia intensiva. Sono stati fatti centinaia di test rapidi sugli operatori del 118 di tamponi perché proprio tra chi lavora sulle ambulanze c'erano stati dei contagiati. La Regione ha intanto stanziato 600 milioni per le famiglie in difficoltà, che sono molte. Lunedì la delibera per aiutare famiglie con bambini, pensionati e famiglie con handicappati. Intanto c'è anche preoccupazione per le festività di Pasqua, si è chiesto l'intervento, più controlli, rimarranno comunque chiusi forni e pasticcerie. Per il momento da Napoli è tutto, linea allo studio. Il governo è al lavoro